siccome è entrato in vigore, lo sapete meglio di me, della riforma dello sport, questa annata è passata, perché la riforma è arrivata che già c'era tutto avviato, le società hanno continuato. L'anno prossimo non lo so quanti rimarranno ancora all'interno, quante società, non tanti ragazzini, ma sono le società ovviamente che fanno riferimento, perché l'impegno con questa riforma e le problematiche, anche e soprattutto economiche, sono notevoli, che non c'era bisogno di questa riforma, nel modo più totale. E il mio rammarico è che nessuno, che quando è stata, anche se è nata nel 2021, ma è stata approvata da tutte le forze politiche, tutte, dalla A alla Z. E questo per me, come sempre si fanno le leggi non conoscendo la realtà. Serviva qualcosa, era giusto, nessuno dice che non servisse, però a determinate categorie, non a categorie di questa natura, a categorie importanti, perché se paragoniamo esempio i campionati di eccellenza ai campionati nazionali, ok, mettiamo là la riforma, ma nelle categorie piccole, giovanili, seconda, prima categoria, lasciamoli dove erano, perché c'è attorno allo sport, al calcio specifico in questo momento, c'è un movimento non indifferente che muove tutto, è un volano che continua a muovere in continuazione, economicamente e anche a livello dei ragazzi, perché se chiudiamo le società, i ragazzi dove vanno? Perché se la società ha problemi a gestire, per questa riforma è portato, i ragazzi, i giocatori non ci sono e rimangono solo le strade dopo, non è che ci sia tanta alternativa, ed è un problema. Mi auguro che l'anno prossimo ci sia la volontà da parte della società di continuare, magari modificando, riflettendo un attimino su certe situazioni, però di continuare nel percorso che hanno iniziato, perché è un percorso che dà, perché vedere un bambino crescere dai più piccolini e salire, io ancora oggi vedo ragazzi che magari sono venuti via con me nelle rappresentative, che sono uomini e si ricordano ancora, vuol dire che qualcosina